al Treviso Calcio stanno dando delle opportunità, hanno dato delle opportunità, penso che i trevigiani non abbiano saputo raccoglierle. A parlare è Orfeo Antonello, presidente del Giorgione Calcio. Nel 2000 fece rinascere la squadra di calcio di Castelfranco acquisendola dal fallimento. Una dura risalita dall'inferno a un posto al sole in eccellenza. Potrebbe essere la stessa situazione per il Treviso. Edi Sartori ora spera nell'iscrizione dei biancocelesti in eccellenza. Tutto è nelle mani di Abete, presidente federale. L'ultima novità, la SD Treviso 2009 avrebbe inviato alla federazione non assegni veri per l'iscrizione alla Serie D, bensì fotocopie. Pure Gianluca Pessotto, bandiera della Juve, ora dirigente bianconero, è amareggiato. Sì, questo è un peccato per la gente, per i tifosi, per gli appassionati di calcio, per coloro che comunque hanno investito in passione per tutta la stagione, oltre che economica. Quindi è opportuno che le istituzioni diano delle regole precise perché non avvengano questi casi. Per Antonello il Treviso si poteva salvare, pure lui ci ha provato. A suo tempo io e l'amico Michelin del Montebelluna avevamo fatto anche così preparato un'accordata che poteva essere interessata eventualmente a un fatto nuovo per il Treviso Calcio. Si doveva intervenire subito, dice ancora Antonello, o forse i trevigiani non avevano interesse a salvare la situazione. E quale futuro ora? Presidente, si potrebbe davvero rischiare di vedere Treviso Giorgione? Ma potrebbe anche essere l'interesse della provincia di Treviso come territorio, potrebbe certamente anche avvenire questo e di avere un Treviso Calcio all'interno di un girone di eccellenza.